Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre trascorreremo un'ora e mezza assieme con tutte le notizie che ci arrivano dalle nostre redazioni del Veneto. Sarà un'edizione piuttosto intensa sia dal punto di vista politico che dal punto di vista della cronaca nera, con una notizia molto grave che arriva da Bassano del Grappa, il rinvenimento di un feto in un cespuglio. Tra poco ci collegheremo in diretta con la nostra redazione che si trova proprio sul posto in cui è avvenuto il ritrovamento per tutti i dettagli. Ci collegheremo anche tra pochi istanti con Padova, dove sta per cominciare la conferenza dell'assessore regionale Roberto Marcato. Come sapete, sabato si celebra il convegno regionale della Lega e c'è ancora un nodo per quello che riguarda le candidature. Il congresso naturalmente è chiamato a scegliere il segretario regionale. Roberto Marcato, tra poco, uno dei grandi nomi della Lega in Veneto, annuncerà in diretta, e noi ve lo trasmetteremo puntualmente, quale sarà la sua decisione, se ci sarà una sua candidatura al congresso del partito, oppure se questa candidatura verrà ritirata e Marcato e diciamo, i suoi simpatizzanti poi andranno a sostegno di un altro candidato tra i due, che per ora sembrerebbe siano quelli che si trovano in lizza per la carica. Parleremo anche poi di quello che sta accadendo a Padova, dove la Procura ha deciso di impugnare tutti i 33 atti di nascita dei bambini figli di coppie formate da due mamme, dichiarandoli illegittimi. Su questo argomento ci collegheremo in diretta con Padova, dove si trova per noi Francesco Ratai. Io direi che però nel frattempo stanno vedo che i collegamenti sono quasi pronti, non so se Sharon Di Carlo è già pronta per il collegamento da Bassano del Grappa. Sono notizie naturalmente che stanno arrivando purtroppo in questo momento in redazione, per cui questo è il bello della diretta, come si dice. Vedo Sharon però che è pronta. Sharon, a te la linea. Buongiorno a tutti i telespettatori. Non si sa ancora dove nel Bassanese, ma quel che è certo è che è stato trovato nei giorni scorsi il cadavere di un feto nascosto tra i cespugli. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, appunto nei giorni scorsi i carabinieri erano impegnati in operazione antidroga in una delle zone più sensibili del territorio, quando un agente ha scovato appunto tra degli arbusti dove solitamente gli spacciatori nascondono dosi di cocaina, eroina e hashish. Ha visto un vasetto di vetro. All'interno di questo vaso di vetro poi la terribile scoperta, il cadavere di un feto di un bambino di 6 mesi conservato nella formaldeide. È ovviamente immediata la segnalazione alla procura, le indagini appunto sono in corso. È ipotizzabile comunque che il vaso provenga da qualche struttura sanitaria, da qualche struttura ospedaliera, oppure da un'aula universitaria appunto per la ricerca. Quello che ancora invece è da capire, come mai un vaso di formaldeide con all'interno il feto di un cadavere di un bambino fosse nascosto all'interno di arbusti e cespugli. L'ipotesi può essere quella di un mercato clandestino di riti satanici. Non sarebbe la prima volta, ma c'è massimo riservo soprattutto sulla zona, perché la paura è quella che vengano inquinate le prove. Noi, la nostra redazione di Vicenza, si sta interfacciando con la procura di Vicenza per avere più informazioni più dettagliate. Noi vi aggiorniamo con il telegiornale di questa sera. Grazie a Sharon Di Carlo. Avete sentito una notizia veramente molto grave e scioccante, quella che ci arriva da Bassano del Grappa, della quale vi daremo tutti gli aggiornamenti anche nel corso del telegiornale qualora ne arrivassero. Continuiamo a parlare di cronaca. Vi ricordo che tra poco ci collegheremo in diretta con Padova, dove l'assessore Roberto Marcato sta per annunciare se si candiderà alla segreteria regionale oppure ci sarà un passo indietro. Parliamo di cronaca e andiamo
siamo a Padova, dove un detenuto si è accasciato in cella dopo una partita di calcetto nella palestra del carcere Due Palazzi. È morto così lunedì pomeriggio Danny Pruscino, di 42 anni, marchigiano condannato in via definitiva per l'omicidio del figlioletto Jason, nato il 9 maggio 2011 e sparito dalla faccia della terra fra il 24 e il 25 giugno successivo. Il neonato è stato ucciso, forse dopo essere stato sbattuto contro un divano perché piangeva troppo e poi fatto sparire. Anche la madre è stata condannata a 18 anni per il delitto. Come detto, l'uomo si è accasciato al carcere Due Palazzi di Padova ed è morto in pochi minuti, forse a causa di un infarto. Ed ora parliamo di un giovane che invece ha perso la vita in scooter, sempre a Padova, a 17 anni, mentre era con il papà. La procura ha chiesto l'archiviazione. La morte di Simone Silvestri, il 17enne deceduto un anno fa mentre era in scooter con il padre a Limena, è stata una tragica fatalità. La procura di Padova ha chiesto l'archiviazione per l'incidente stradale costato la vita allo studente. Inizialmente l'autista del camion che stava svoltando e il padre del giovane, che era alla guida dello scooter, erano stati indagati con l'accusa di omicidio stradale, ma le telecamere della videosorveglianza installate tra via Po e via Piero Bon, dove è avvenuto lo schianto, non sono riuscite a registrare l'esatto momento dell'impatto tra il camion e lo scooter, finito poi contro il guardrail, escludendo così le colpe. Mentre il papà è rimasto aggrappato al manubrio dello scooter, il ragazzo è stato sbalzato, finendo schiacciato tra il cassone del camion che stava svoltando e il guardrail. La tragedia era avvenuta il 24 giugno del 2022. Il papà stava accompagnando Simone in un'azienda di Limena dove doveva effettuare il suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Ed ora parliamo del caso di Anica, la donna trovata morta sul Piave Aspresiano. Franco Battaglia, davanti al pubblico ministero, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini intanto vanno avanti. Nessun dettaglio, nessun chiarimento. Franco Battaglia, l'unico indagato al momento per la morte di Anica Panfile, ha scelto la linea del silenzio davanti al PM Valeria Peruzzo, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Questo è l'esito dell'interrogatorio che si è svolto in procura nel pomeriggio, giusto il tempo di formalizzare la strategia difensiva accanto alle proprie avvocate, che nei giorni scorsi hanno assistito anche ai rilievi del RIS di Parma, con gli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso impegnati nell'abitazione di via Europa d'Arcade, villetta tuttora sotto sequestro e dalla quale i militari nella giornata di venerdì sono usciti con 2 sacchetti di carta contenenti 4 telefoni cellulari, una chiavetta pendrive, il disco fisso di un personal computer e un portatile, materiale su cui nei prossimi giorni si faranno degli esami tecnici. Lo stesso tenente colonnello Giovanni Mura, che del nucleo investigativo è il comandante, era presente all'appuntamento in procura. Massimo il riservo. Battaglia in tribunale ha scelto il basso profilo, entrando probabilmente da qualche ingresso laterale e uscendo poco dopo le 4 del pomeriggio. Le indagini vanno comunque avanti. Nei suoi confronti si procede per le ipotesi di reato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, anche se sul 76enne, ex Primula Rossa e già condannato per un omicidio negli anni 80, non è stata adottata alcuna misura restrittiva della libertà personale. Resta quindi il mistero sulle ultime ore di vita di Anica, che gli inquirenti sospettano si siano consumate il 18 maggio all'interno della casa di Battaglia, con il telefonino della donna che a partire dalle 16:30 risultava spento, solo 3 giorni dopo il ritrovamento del cadavere sul greto del Piave Aspresiano. Battaglia nell'immediatezza aveva riferito di essere andato a prendere la donna alla fine del turno di lavoro all'Isdra di Treviso e di averla poi portata ad Arcade nella sua abitazione per consegnarle della documentazione fiscale e di lì in centro paese. Qui Anica, secondo la versione del 76enne, doveva incontrare una terza persona. Chi, come, perché Battaglia aveva dichiarato di non saperlo. Da una settimana l'uomo è formalmente indagato con la procura, che ha sottolineato come ci siano troppe incongruenze nel suo racconto, incongruenze che al momento restano tali. Intanto a Bassano del Grappa continua la caccia all'uomo responsabile della violenza subita da una donna di 89 anni nel garage della sua abitazione. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nel suo appartamento. L'anziana, che pochi giorni fa è stata aggredita nel garage della sua abitazione. Ha implorato il suo assalitore di lasciarla andare, ma per la donna nessuna pietà. È stata violentata a 89 anni nel suo garage di casa. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di pelle scura, a volto coperto, si sarebbe intrufolato nel box del palazzo e avrebbe minacciato la donna con un coltello. L'anziana, inizialmente pensando a un tentativo di rapina, per lo shock sarebbe rimasta
rimasta completamente immobilizzata, senza riuscire a reagire, e da qui l'inizio dell'incubo. L'uomo è poi fuggito, facendo perdere ogni sua traccia, lasciando la donna inerme sdraiata sul pavimento. Raccolte le ultime forze, l'anziana è tornata nella sua abitazione, decisa a tenere nascosto l'accaduto, ma a causa delle profonde lacerazioni provocate dall'aggressione si è recata al pronto soccorso, raccontando a medici e infermieri il terribile accaduto. Verificata l'aggressione attraverso il cosiddetto kit stupro, che consente di raccogliere e conservare le prove di un reato sessuale, dall'ospedale è partita la segnalazione alle forze dell'ordine. L'89enne, dopo essere stata dimessa, ha formalizzato una denuncia ai carabinieri. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. Continua la caccia all'uomo. E ora voltiamo pagina e parliamo di politica. Come annunciato, oggi è il momento della comunicazione di Roberto Marcato riguardo alla sua candidatura. Sabato ci sarà il congresso regionale della Lega. Marcato potrebbe essere candidato alla segreteria regionale, però ancora rimane un punto interrogativo che sarà sciolto tra pochi istanti. Vedete che in questo momento Roberto Marcato, parzialmente coperto da un collega che è passato davanti, si è seduto dietro la scrivania, dove tra poco annuncerà quale sarà la sua decisione. Noi tra pochi istanti vi cederemo la linea a Padova proprio per... Io credo che lui stia per cominciare. Proviamo a sentire se la conferenza stampa è già cominciata oppure c'è ancora qualche momento in cui i giornalisti si stanno posizionando. Prima di iniziare, la conferenza stampa era stata annunciata per mezzogiorno in punto, poi naturalmente, come avviene in queste circostanze, c'è il classico quarto d'ora accademico di ritardo, però io credo che sostanzialmente dovremmo esserci. Noi abbiamo altri collegamenti in coda, però io direi di rimanere ancora su Padova, visto che tra pochi istanti la conferenza stampa dovrebbe cominciare. Sentiamo. Lì hai anche dei meriti. Per cui ti piace? Niente, siamo ancora in una fase in cui ci si sta mettendo a posto, però oramai comunque ci siamo, per cui io rimarrei qui ancora pochi istanti e sentiremo dunque quale sarà la decisione di Roberto Marcato. Come detto, c'è da sciogliere il nodo sulla sua candidatura. Da questo punto di vista potrebbe arrivare una conferma, quello di cui si parlava da parecchio tempo, potrebbe invece arrivare anche un passo indietro di Roberto Marcato e in quel caso eventualmente anche l'annuncio di un sostegno a un'altra candidatura tra le due che sono al momento in lizza per la segreteria regionale. Ecco Roberto Marcato. Ringrazio davvero tutti per la vostra presenza e per la disponibilità, anche perché insomma vi ho avvisato con poco preavviso e quindi vi ringrazio doppiamente. Allora, questa per me è la conferenza stampa più dura della mia vita politica. Dura perché arriva alla fine di un percorso importante, forte, emotivamente molto coinvolgente, che mi ha visto protagonista in questi anni. Voi come tutti sapete, io ho lanciato la mia candidatura ancora 2 anni fa, la candidatura alla segreteria regionale evidentemente, l'ho lanciata 2 anni fa e su quella esternazione poi si è costruito tutto un percorso che ha visto coinvolti moltissimi militanti, la stragrande maggioranza dei militanti del partito qui in Veneto e molti fra i dirigenti veneti delle varie province, ovviamente sempre della Lega. Ho iniziato questa lotta personale per arrivare ad avere i congressi, perché ogni mese si trovava una scusa per non farli. Io ho sempre ritenuto invece che il congresso sia la manifestazione più alta di democrazia per un partito e quindi ho iniziato questa battaglia personale che ovviamente mi è costata particolare stress perché tutto si voleva fare tranne che i congressi. Siamo arrivati alla fine ad avere i congressi provinciali ed oggi celebriamo finalmente il congresso regionale.
Il percorso, soprattutto negli ultimi mesi di avvicinamento al congresso, ha avuto dei momenti surreali. Il primo è stato quello che qualche giornale nazionale ha definito il lodo marcato, e cioè qualcuno al federale aveva immaginato che potessero candidarsi tutti tranne i consiglieri regionali / assessori regionali. Bastava solo che mettesse magari quelli un po' pelati con gli occhi azzurri che si chiamano marcato e avrebbero fatto l'unplay. Su quella roba là ovviamente sono andato giù come rullo compressore e sono stati costretti a fare marcia indietro. Poi evidentemente, sapendo che il progetto attorno a me è un progetto molto forte, molto credibile e con grande appeal nei confronti dei delegati e dei militanti, allora a un certo punto, sapendo che la maggior parte dei delegati istituzionali non era sicuramente, diciamo, favorevole all'altra candidatura, e allora si inventano a un certo punto che i candidati istituzionali valgono un quinto rispetto ai candidati romani. Io ho definito durante il direttivo regionale, ho definito questa proposta una vaccata giuridica e mi sono opposto, ovviamente perché non aveva nessun motivo di esistere, e per fortuna, credo anche con la benedizione di Salvini, è stato cassato questo articolo del regolamento. Tolto via questo, allora ci si inventa che va bene gli istituzionali con lo stesso peso, ma devono essere tutti in linea con i versamenti volontari. Tra l'altro, cosa che non ha nessun valore giuridico, ma ha un grosso valore morale. Io li ho sempre versati, quindi sono perché si debbano versare i contributi volontari, e emerge dai giornali che in buona sostanza praticamente tutti i consiglieri regionali non sono in regola e quindi nessuno di questi può votare. Vengono massacrati per 2 o 3 giorni sui giornali, dopodiché improvvisamente si scopre che è stato un errore del foglio di Excel della segreteria regionale. E anche su questo passa anche questa, e allora arrivano improvvisamente tutta una serie di espulsioni che riguardano chi ha corso contro il partito, e vabbè, questo è un elemento statutario, non serve neanche prendere la decisione, ma guarda caso vengono espulsi una serie di delegati, tutti di mia area, vicini a me, con delle motivazioni che, se dovessimo applicarle oggi a tutti quelli che commettono, tra virgolette, lo stesso reato, dovremmo buttare fuori dal partito metà degli aventi diritto. E oltre a questo hanno deciso, anche qua non si è capito per cosa e per come, che non possono votare gli assessori regionali. Io ho provato a spiegare che gli assessori regionali non sono assessori pro tempore, e noi siamo stati eletti consiglieri regionali e non siamo consiglieri regionali perché la norma prevede che quando tu fai l'assessore vieni sospeso, ma se domani mattina io mi dimetto da assessore torno a fare il consigliere. Questo non è bastato e quindi hanno deciso che gli assessori, chissà per chi avrebbero votato, non possono votare. Questo è quello che è successo, diciamo, nel partito. Nel frattempo io continuo il mio peregrinare per la regione, raccogliendo ovviamente sempre grande affetto. Ecco, i due manifesti che vedete a lato li ho messi là per ricordare semplicemente che io sono il leghista, il politico più votato di tutta la regione alle ultime regionali, di tutti i partiti, e sottolineo che questo risultato è arrivato da candidato della Lega Veneta, non della lista Zaia, che ha fatto 3 volte la lista Lega. Sono riuscito nell'impresa nonostante candidato, cosa che io ho sempre voluto, nella lista della Lega. Continua questo mio peregrinare e nel frattempo a un certo punto tutti ovviamente non lo farei mai, ma se vi mostrassi i messaggi, le telefonate, i WhatsApp che mi sono arrivati
non solo dai militanti, ma dai dirigenti che mi sostenevano. Erano quasi emozionanti, perché insomma sei la nostra bandiera, sei l'ultima speranza, ci sei solo tu, contiamo su te. E tutti, la frase magica era: mi raccomando, non mollare. Ecco, una parte consistente di questi mi raccomando, non mollare, si ritrova e a un certo punto decide, in preda a una euforia che io francamente non ho ben compreso, decide che il candidato migliore e più aggregativo è un altro, non sono io. Io provo a capire anche perché, mi vengono date spiegazioni, io sarei divisivo, il tema è uno solo. Io avrò 10.000 difetti, ma ho una coerenza che fa schifo. Cioè io sono sempre uguale a me stesso da quando sono nato. Per cui non è che uno mi conosce a febbraio e a marzo dice ma è cambiato, cambiano le condizioni. No, io sono uguale, ero così un mese fa, 2 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa. E quindi che improvvisamente a 10 giorni dal congresso mi si arrivi a chiedere un passo indietro a lato in alto a favore di un altro candidato, perché sarebbe molto più aggregativo e come dire, rappresentativo del mondo della Lega, insomma, a me fa francamente un po' ridere. Ovviamente questo ha spaccato completamente il fronte che fin qui mi ha sostenuto e sono riuscito a tener testa a tutto quello che il partito ha messo in atto in questi mesi per indebolirmi. Sono riuscito, perché la mia storia è chiara, cioè io vi ricordo che sono stato l'unico segretario provinciale a vincere da Bossiano quando tutto il partito era marognano. Sono stato l'unico segretario, l'unico. E ovviamente il partito, non potendo sopportare, mi ha commissariato 2 volte. La prima volta mi ha commissariato con Flavio Tosi con una motivazione talmente stupida che Maroni, Tosiano, è stato costretto a dire non è possibile, devi far marcia indietro, e ha costretto Tosi a togliere via il commissariamento. Dopodiché ci sono state una serie di tradimenti, come sempre accade in questi drammi shakespeariani di basso livello, ovviamente, no? Come sempre accade, e sono stato commissariato per la seconda volta. Nel frattempo, sempre il partito, da vicepresidente della provincia, chiede le mie dimissioni 2 volte in consiglio provinciale. Ero vicepresidente della provincia, ma perché è giusto anche ricordarle queste cose, perché la mia vita politica è stata costellata da questo. E nonostante questo, io nel 2004 sono il candidato provinciale più votato della provincia. Nel 2009 mi ricandido, avrei dovuto fare il presidente, ma per un accordo politico va a Forza Italia e hanno scelto questa straordinaria figura che tutti conosciamo di presidente. Io faccio il vicepresidente. Nel 2012 vinco appunto il congresso, come vi ho detto prima, provinciale. Contro tutto e contro tutti, rimango io come il giapponese nell'isola, rimango solo io in questo partito completamente marognano, rimango io unico bossiano. Poi nel 2014 mi invento la candidatura di Massimo Bitonci, che a Padova, che non me ne ha parlato per una settimana, perché ho fatto questa, mi ricordo una conferenza stampa fatta in 10 secondi dove ho lanciato la sua candidatura. Vinciamo per la prima e unica volta, ovviamente vinciamo a Padova. 2015 regionali, mi candido su richiesta del partito, io non avrei mai voluto candidarmi alla regionale, mi candido su richiesta del partito e risulto il più votato e della lista Zaia e della lista Lega. Nel 2020 risulto il più votato di tutto il Veneto, di tutti i partiti. Ecco, quando io ho detto se c'è qualcuno migliore di me sono disponibile a fare un passo indietro, ricordo, vi do un dato: nel 2019, uso quell'anno perché è stato l'ultimo normale prima dell'era Covid, nel 2019 io in 2 mesi per la campagna elettorale, per le europee e per i comuni, in quell'anno io faccio 98 incontri pubblici in 2 mesi. Non li fa Salvini, non li fa Zaia, non li fa nessun altro. 98 incontri pubblici in 2 mesi. Sono arrivato alla fine della campagna elettorale, ero da ricovero. No, questo lo ricordo perché
questa è la mia storia, è una storia di prese di posizione sempre ferme a prescindere dalle conseguenze, ed è una storia di grande successo non politico, i risultati poi quelli ognuno li può giudicare, ma di grande amore dei veneti e dei militanti, questo sicuramente sì. Ricordo due momenti suggestivi, se volete. Appena eletti siamo a Cittadella e il presidente Zaia presenta i consiglieri neoeletti, lui sta parlando, io salgo sul palco senza che nessuno mi presenti, salgo sul palco, parte un'ovazione e partono i cori e il presidente Zaia è costretto a fermarsi, cosa che non capita. Stessa cosa a Pontida, perché non so se siete mai stati a Pontida, ma ogni volta che sale sul palco uno dei dirigenti politici c'è questo speaker che a voce altissima dice eccoci, è arrivato da qua, nome e cognome, boato. Io salgo assieme a tutti ai miei colleghi consiglieri sul palco senza essere presentato, è partita una ovazione che non dimenticherò mai e migliaia di persone scandivano il mio nome, tanto che Maroni, che stava parlando, è stato costretto a fermare tutto perché la voce del pratone di Pontida sovrastava la sua. No, ecco, questo sono io, quindi quando io dico se c'è qualcuno migliore di me si faccia avanti, ecco, deve avere questo pedigree di impegno, di passione, di voglia di fare, di dedizione, di coraggio, di saper rischiare. Ecco, questo è quello che sono io. Allora, immaginare che io possa fare passi indietro o passi all'altro, io non sono intercambiabile. Cioè io ho una visione del partito, io ho una visione del Veneto, io ho una visione della politica, ho dei valori etici che sono miei, ma sono condivisi anche da migliaia di militanti. Io non posso scambiarmi con un altro, ma non perché questo sia migliore o peggiore di me, perché non è me e non rappresenta quello in cui io credo. E quindi con il cuore in gola, e credetemi è davvero difficile per me, ma per il bene di questo partito che amo in maniera viscerale, io ritiro la mia candidatura. Ritiro la mia candidatura perché amo questo partito e perché hanno ucciso un sogno. Io ci credevo, ci credo ancora, ho lavorato giorno e notte per poter immaginare la Liga Veneta che tornasse ad essere quella che è stata fino a 2 anni fa, che potesse riprendersi il posto nel mondo che meritava, che si potesse tornare ad avere le piazze piene, i gazebo pieni, che si potesse tornare ad avere i militanti con la passione che avevano. Questo era il mio sogno, soprattutto oggi che in Veneto sono cambiate in maniera drammatica i rapporti di forza con gli alleati, soprattutto oggi che abbiamo qualche mese per arrivare alle europee, alle comunali, la tornata quella grossa, e alle province politiche e poi le regionali. A me vengono i brividi pensare di non avere più un leghista al governo della Regione Veneto. Mi vengono i brividi. Questo era il mio sogno. Hanno voluto distruggere un sogno, se ne assumeranno la responsabilità, ci saranno i candidati, auguro in bocca al lupo a loro per il bene che voglio al partito. Solo una cosa, adesso io poi ho finito, ma solo una cosa ci tengo a specificare. Se da domenica chiunque vinca toccherà uno solo delle donne o degli uomini vicini al sottoscritto, io mi impegnerò ogni minuto della mia vita per far perdere al partito l'1% al giorno. Non è una minaccia, è una presa di impegno.
responsabile nei confronti di chi possa immaginare di fare questo, perché chi è stato vicino a me in questi anni ha dovuto pagare uno scotto politico enorme. Non è stato candidato nei vari gang istituzionali, non è stato candidato in Parlamento, non sono stati candidati a sindaci, insomma hanno pagato prezzi pesantissimi e nonostante questo... Allora, quello che avete sentito è stato l'annuncio del ritiro della candidatura di Roberto Mercato alla carica di segretario regionale della Lega nel congresso del partito che si terrà questo sabato. Una conferenza stampa dai toni politicamente drammatici. Mercato l'ha definita la decisione più difficile della sua vita. Avete sentito anche per quello che riguarda le correnti che ci sono interne al partito. Mercato ha detto: chi toccherà, chi mi è stato vicino, chi mi ha sostenuto, se lo facesse io mi impegnerò a far perdere l'1% dei voti alla Lega al giorno. Quindi una presa di posizione veramente molto molto netta e decisa. Noi ci colleghiamo adesso però con Castelfranco Veneto, cambiamo decisamente argomento per parlare di una violenta rissa che ha coinvolto degli automobilisti, ma ci racconta tutto Christian Arboit, che vedo collegato. A te la linea, Christian. Per cui mi riserverò a te e ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo in via Pagnana con Fabio Fagliero per appunto raccontarvi questa vicenda paradossale che è successa ieri pomeriggio poco prima delle 18. I rilievi dei carabinieri sono in corso, anzi mi sposto. Perché? Perché ieri sera qui in questo punto si è registrata una rissa fra due automobilisti, un 23enne pugile e un 39enne di origini kosovare. Questo per una mancata precedenza. In questo punto queste sono le chiazze di sangue. Il 23enne ha sferrato un pugno in pieno volto al 39enne che si trova all'ospedale Cafoncello in prognosi riservata, in gravissime condizioni. Quindi un pugno in pieno volto, poi l'uomo è caduto a terra. Questo sotto gli occhi disperati della fidanzata del 39enne. Avevano appena trascorso una giornata di spensieratezza all'Eurobaita al Lago, come sapete è una delle zone più frequentate della Castellana. Poi per una dinamica che è tutta da chiarire, se ne stanno occupando proprio in questi minuti i carabinieri, che sono intervenuti ovviamente nell'immediatezza dei fatti sul posto anche ieri sera. Bisogna capire dov'è accaduta questa mancata precedenza, probabilmente qui a poche decine di metri in questa zona. Poi per l'appunto il 23enne pare abbia lanciato una sorta di sfida al 39enne, sono scesi entrambi dalla macchina e lì l'epilogo con questa violenta colluttazione, con questa aggressione da parte del 23enne nei confronti del 39enne kosovaro, molto conosciuto in zone, in realtà entrambi molto conosciuti, perché il 23enne tra l'altro proprio qui all'Eurobaita al Lago si allena, c'è una palestra, di fatto una palestra di pugilato. Stiamo ricostruendo con Fabio Fagliero quei minuti, questo pomeriggio, ovviamente in attesa di evoluzioni sia dal punto di vista investigativo sia per quanto riguarda proprio le condizioni di salute del 39enne. Poco fa poi ci ha dovuto salutare il sindaco di Castelfranco, che era con noi, ha parlato di un fatto gravissimo, di fenomeni di aggressività in continuo aumento. Diciamo che in tanti sono sconvolti anche qui all'Eurobaita al Lago. Abbiamo parlato con i titolari e quindi c'è incredulità e c'è ovviamente una grande speranza in una ripresa del 39enne, ma come ti dicevo Filippo, si trova tuttora in gravi condizioni, in prognosi riservata alla Cafoncello
quello di Treviso. Per il momento da via Pagnana, qui da Castelfranco, è tutto. A te la linea. Grazie a Cristian Arboit in collegamento in diretta da Castelfranco Veneto. Noi continuiamo a occuparci di ciò che avviene sulle nostre strade, in particolare sulle strade del Trevigiano, perché il bilancio degli incidenti sulla Marca rimane molto grave. Secondo il dossier elaborato dal Centro di Monitoraggio Incidenti Stradali della provincia di Treviso, 1/3 delle vittime ha meno di 30 anni. Nei primi 6 mesi di quest'anno sono morte nelle strade della Marca 31 persone, 1283 sono le persone che hanno subito lesioni a causa di un incidente. Tanti sono i giovani, 11 ragazzi sono morti negli ultimi mesi a causa di un incidente. I dati sono raccolti e inviati alle prefetture dalle forze dell'ordine in collaborazione con le polizie locali. Fotografano una realtà drammatica. Sempre più giovani muoiono al volante e sempre più spesso gli incidenti sono causati da sbandate o fuoriuscite autonome. Un andamento allarmante lo conferma anche Roberto Fava, consigliere provinciale con delega alla sicurezza stradale, nonostante la campagna integrata nelle scuole di sensibilizzazione alla guida sicura. Per certi versi è anche un po' inspiegabile questa situazione, perché insomma, a livello infrastrutturale sono stati fatti negli anni, dagli anni 90 in avanti, sono stati fatti dei passi enormi con l'introduzione di una quantità incredibile di rotonde che hanno evitato quegli incroci a raso che in quegli anni erano il principale motivo di incidente stradale con effetti molto devastanti. Oltre 130 sono i cantieri aperti, 50 i milioni messi sul piatto per progetti cofinanziati con i comuni. Diversi i dati elaborati dal Centro Monitoraggio Incidenti Stradali della provincia di Treviso. Oltre al dato sull'età, i giovani under 30 tra le principali vittime e sulle dinamiche, la fascia oraria in cui è registrato l'apice della mortalità è tra le 16 e le 19, i giorni della settimana, il sabato e la domenica. Ormai è diventato, ripeto, un appello all'attenzione, un appello al comportamento umano corretto, perché veramente il tema scolastico, il tema dell'insegnamento a tutti i livelli scolastici è un tema che noi porteremo avanti alla nausea, all'infinito. E ora dalla provincia di Treviso ci spostiamo in provincia di Venezia, andiamo per la precisione a Spinea, dove sono intervenuti gli artificieri per un allarme per la presenza di un ordigno bellico che poi invece non si è rivelato tale. Una granata ritrovata questa mattina facendo le pulizie, associata poi alla scoperta successiva di una fuga di gas. Paura questa mattina qui al civico 8 di via Goldoni a Spinea. Alle 9 del mattino a chiamare i carabinieri e allertati i vigili del fuoco la proprietaria della villetta, la signora Lorena, ricordatasi dell'ordigno bellico conservato da lei e dal marito per 40 anni e di cui ne aveva completamente dimenticato l'esistenza, fino a questa mattina, quando, recatasi al magazzino degli attrezzi che si trova sul retro della villetta, spolverando, racconta, lo ha visto lì chiuso in una teca. Da qui il ricordo a ritroso di quando ventenne, insieme al marito, lo ricevette come regalo da un oste dopo un pranzo lungo le foci del Piave. E sebbene all'epoca le rassicurazioni sul fatto che la granata fosse inoffensiva l'avessero convinta, oggi, alla vista di quell'ordigno, il pensiero è corso subito verso il figlio 35enne che vive con lei, ricordando il fatto di cronaca di quanto accaduto ai primi del mese corrente a Gallio, con la morte del coetaneo del figlio, Riccardo Baù, ucciso proprio da un residuato bellico in seguito all'esplosione avvenuta nel cantiere dell'abitazione di famiglia. Quindi la decisione di accertarsi dell'inoffensività o meno della bomba, come se non bastasse la scoperta dei vigili del fuoco solo stamane della perdita di gas, subito riparata. Immediato il tam tam tra i vicini di casa. Adesso siamo molto preoccupati. Lui poteva scoppiare da un momento all'altro, però... No, è che qui è un posto di cacciatori, sono pieni di armi, questi qua è un posto da molto mica tanto, così è pericoloso. A parte che potrebbe essere inerte e non funzionante dagli anni che si ha. Comunque sono cose che capitano. Alla fine, l'arrivo nel pomeriggio degli artificieri dell'8° reggimento Genio Guastatori di Legnaro ha letteralmente fatto tirare a tutti un respiro di grande sollievo. L'ordigno è un falso d'autore, una riproduzione senza esplosivo.
Questo dunque è quanto è accaduto ieri pomeriggio, nel primo pomeriggio, anzi nella tarda mattinata, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio a Spinea. Noi però rimaniamo in provincia di Venezia, ci spostiamo però nel capoluogo, andiamo proprio nel cuore di Venezia, in piazza San Marco, perché oggi sono stati annunciati lavori per oltre 3 milioni di euro, lavori che interesseranno la Basilica di San Marco. Siamo collegati in diretta con Nicola Marcato, allora per tutte le ultime novità sul progetto che è stato presentato pochi istanti fa. La linea va a Nicola Marcato da piazza San Marco. Buongiorno, ben ritrovati. Vi parlo dal chiostro adiacente alla sala convegni di Santa Apollonia nel Sestriere di Castello, di fianco a Palazzo Ducale. Ci troviamo qui per la presentazione dei nuovi interventi di restauro in Basilica di San Marco. Qui con noi c'è l'avvocato Bruno Barella, procuratore della Basilica, al quale chiediamo in cosa consistono questi nuovi interventi. È la risposta all'acqua alta. Dopo il Mose, dopo le barriere in piazza, questa è la terza pagina della riscossa di Venezia, perché elimineremo tutti i danni dell'acqua alta dal nartece e dall'altare dell'Altissimo vicino all'abside. Chiunque può vedere i danni che ha fatto l'acqua alta, noi vogliamo porre rimedio e lo possiamo fare adesso perché grazie alle istituzioni abbiamo messo in sicurezza la piazza e naturalmente col Mose tutta Venezia. Quindi si colloca su questa linea e lo facciamo con grande motivazione e rispettando i tempi che ci sono stati dati dal Ministero della Cultura. Dunque, Avvocato, quanti soldi verranno stanziati e quando inizieranno i lavori? Abbiamo avuto un finanziamento di 3.300.000 euro dal Ministero della Cultura, abbiamo fatto una gara secondo le regole pubbliche, hanno partecipato 7 imprese, ha vinto un'impresa molto referenziata con un ribasso d'asta molto importante e i lavori cominciano oggi. Oggi facciamo la consegna del cantiere e quindi fra pochi giorni inizieremo. Chiediamo alla comunità di avere pazienza, ci sarà un po' di disagio, ma ne vale la pena. Se non ci sono altre domande da studio, per ora è tutto qui da Venezia. Restituisco la linea. Grazie a Nicola Marcato. Dunque, presentazione dei lavori, subito inizio dei lavori. Tra l'altro la piazza San Marco è anche interessata da un cantiere molto esteso proprio per difenderla dalle acque alte. Ora ci spostiamo a Vicenza per parlare dei controlli edili dei carabinieri che si sono svolti in provincia con sanzioni che hanno superato i 170.000 euro. 15 persone denunciate, 5 società edili sospese, scoperti 4 lavoratori in nero e sanzioni per oltre 170.000 euro. I numeri in sintesi dell'ultima operazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza nell'ambito dei controlli dei cantieri edilizi. Prosegue in provincia di Vicenza l'azione preventiva di controllo del rispetto delle normative a seguito anche dall'aumento dell'attività nel settore grazie anche agli incentivi del 110% erogati per le ristrutturazioni. Controllati in particolare 9 società e 4 cantieri nei comuni di Lonigo, Caltrano e Valbrenta. L'attività di 5 società è stata sospesa a causa delle gravi inadempienze alla sicurezza e per il lavoro nero. Denunciati 9 tra imprenditori edili, delegati e professionisti e 6 lavoratori per il mancato uso dei dispositivi di protezione. Attacco hacker alla Blowtherm, l'azienda di Francesco Peghin, candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni a Padova e neopresidente del Calcio Padova. L'azienda è finita nella rete dei pirati informatici che nelle scorse ore hanno mandato in tilt il sistema, rendendo quindi inutilizzabili quasi tutte le postazioni informatiche e gran parte dei macchinari. Ad accorgersene sono stati alcuni dipendenti presenti in azienda. Peghin ha confermato il grave problema informatico e spiegato che i tecnici stanno lavorando per capire l'entità dei danni e provare a ripristinare la situazione. È il primo attacco hacker che l'azienda di verniciature ha subito negli anni. Non si esclude nemmeno un possibile tentativo di estorsione da parte di pirati informatici. Lutto nel mondo dei fumetti, è morto Graziano Riga, disegnatore e giornalista sardo che aveva vissuto a lungo in Veneto. Il suo corpo è stato ritrovato sulla spiaggia a Cagliari, è giallo sulla causa del decesso.
Era formalmente residente a Malo solo da 28 giorni. Graziano Origa, il famoso fumettista sardo di 71 anni, ritrovato morto in mare nei dintorni di Cagliari. Il suo corpo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto sulla spiaggia al Poetto di Quartu. Le cause del decesso però non sono ancora del tutto chiare. Probabilmente un malore prima di finire in acqua. Non è però escluso anche un gesto estremo, visto l'apparente assenza di segni di violenza sul cadavere. Solo l'autopsia del corpo potrà fare definitivamente chiarezza. Nativo di Dolianova, l'artista aveva a lungo vissuto in Veneto, ma sembra fosse intenzionato a tornare nella nativa Sardegna. Una vita dedicata al fumetto come forma d'arte. Una lunghissima carriera la sua. Dagli anni 70 Graziano Origa aveva collaborato con le principali testate italiane e straniere. Grafico, disegnatore e giornalista, aveva fondato la sua testata Fumetti d'Italia. E si sono svolti a Roncade i funerali di Gastone Feltrin, il 65enne ucciso dal cavo perso dal cognato lungo la Treviso Mare. Una folla commossa si è stretta per l'addio e le parole, se sentiremo adesso nel servizio dell'ex parroco di Vaglio per il parente ancora sconvolto. Gli alpini, i ragazzi del Trodetto, delle Sagre, la piccola chiesa di Vaglio di Roncade non è riuscita a contenere la miriade di amici e conoscenti giunti per l'ultimo saluto a Gastone Feltrin, lo sfortunato 65enne rimasto ferito mortalmente da un cavo usato in agricoltura, perso pochi minuti prima dal cognato, il marito della sorella, Andrea Piovesan. Cavo che si è staccato da una macchina legatrice, finito sulla Treviso Mare, è divenuto una trappola mortale per Feltrin, strangolato mentre viaggiava in sella alla sua Harley Davidson. In questo momento terribile, padre Pier Francesco ha voluto rivolgere delle parole d'affetto anche al cognato. Aiutalo, Signore, sostienilo in quel grande dolore che anche lui sta sperimentando. Lo stesso cognato è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, nonostante la difesa punti tutto sulla drammatica coincidenza, una tragica fatalità che ha sconvolto tutti i familiari, gli operai della sua ditta e l'intero paese. Potremmo stare qui giorni e notti a domandarci il perché di questa morte, ma no, non riusciremo mai a trovare una risposta, a dare un senso a questa morte. Fuori nel piazzale della chiesa dei tendoni hanno riparato dal sole i numerosi partecipanti che non volevano mancare, come padre Pier Francesco, responsabile delle missioni del PIME, giunto appositamente per celebrare il funerale, che con la voce rotta dall'emozione ha parlato a lungo dell'amico Gastone. Gastone è stato un signore in tutto quello che ha fatto, in ogni modo che ha vissuto. Ecco, se c'è un'immagine che descrive ma non dice appieno chi era tuo papà Alex, tuo marito Anto, il tuo compagno di lavoro Renato, è questa qua, un signore, un qualcuno che aveva un qualcosa di straordinario dentro. Un uomo che teneva unita la famiglia, stimato da tutta la comunità. Uomo equilibrato, sensibile, calmo, generoso, altruista, Gastone, grazie per aver condiviso con noi i tuoi 65 anni di vita. Grazie per la tua compagnia. Violenta rissa in un bar di Sant'Agostino a Vicenza. La polizia ha identificato e denunciato i 5 aggressori. Individuati e denunciati. Sono 5 giovani che vivono in un campo nomadi di Vicenza. Secondo gli investigatori sarebbero loro i responsabili della violenta rissa esplosa giovedì sera vicino a un bar di Viale Sant'Agostino. La polizia allertata era arrivata sul posto mentre i partecipanti alla rissa cercavano di darsi alla fuga. Gli agenti però erano riusciti a fermarli e a identificarli prima che potessero allontanarsi. In tutto 9 persone coinvolte, uno è risultato ferito in varie parti del corpo. Si tratta di un 38enne marocchino che, supportato da 3 testimoni, ha raccontato di essere stato aggredito dai 5 giovani. Secondo la ricostruzione pare che al momento della chiusura del locale i 5, accusandolo di aver graffiato un'automobile, lo abbiano colpito con foga, con calci e pugni. Solo l'intervento di alcuni testimoni e l'arrivo della polizia ha evitato che il pestaggio potesse sfociare in tragedia. Il cittadino marocchino all'ospedale San Bortolo, sottoposto a intervento chirurgico, ha una prognosi di 30 giorni. Al termine delle indagini condotte
condotte dalla polizia, anche con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i giovani considerati responsabili, tutti tra i 20 e i 30 anni, sono stati denunciati per risse e lesioni personali volontarie gravi. In più il questore Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti il divieto di accesso negli esercizi pubblici per 2 anni. In caso di violazione rischiano sino a 2 anni di carcere e una multa fino a 20.000 euro. Ed ora da Vicenza torniamo a Padova, perché ieri la Procura di Padova ha deciso di impugnare tutti e 3 gli atti di nascita dei bambini figli di coppie formate da 2 mamme, dichiarandoli illegittimi. La notizia ha gettato nella disperazione le famiglie Arcobaleno. Ora ci colleghiamo in diretta con Francesco Ratai, che è in compagnia della portavoce delle famiglie Arcobaleno del Veneto. A te la linea, Francesco. Sì, buongiorno da Padova, dove la Procura ha deciso che sono illegittime le registrazioni che il Comune di Padova dal 2017 ai giorni nostri ha fatto dei figli delle famiglie Arcobaleno, quelli con 2 mamme. La Procura ha stabilito quindi che non possono portare i bambini il doppio cognome. Qui con me c'è Irina, che delle famiglie Arcobaleno è proprio portavoce veneta. Una notizia che in qualche modo vi aspettavate? Allora, noi aspettavamo sì la notizia, però non pensavamo che la Procura andasse così a fondo, cancellando di fatto uno dei 2 genitori dei bambini che attualmente stanno per compiere 6 anni. Quindi il colpo è stato molto duro, è vergognoso, è inaccettabile per un paese civile. Cosa cambia nella sostanza per voi? Allora, per il bambino cosa cambia? Perde prima di tutto la propria identità familiare, poiché avendo vissuto per 6 anni con doppio cognome, lo inizia a scrivere perché sta per andare alla prima elementare e quindi vedendosi privato di uno dei 2 si fa le domande del perché, quindi si sente in mancanza. Inoltre perde uno dei 2 genitori, quindi la tutela legale, perde la possibilità di essere accudito legalmente qualora stessi male, perde anche tutta la parte della famiglia del secondo genitore, perché perde tutti i parenti, tutti i legami familiari legalmente. Immagino che in queste ore vi siate confrontati anche con le altre mamme. Qual è lo stato d'animo che sei riuscita a cogliere dalle altre mamme? Abbiamo tantissima rabbia in corpo, siamo scosse, stiamo malissimo e tutte le mamme sono hanno la voglia di fare qualcosa come abbiamo sempre fatto. Infatti, come associazione Famiglia Arcobaleno, noi appoggeremo ogni famiglia che si costituisce in giudizio e faremo tutto quello che è possibile, continuando con anche le azioni di uscita in piazza o anche qualsiasi altra azione possibile per noi e sostenibile per noi come associazione, in appoggio di queste mamme, perché i bambini non devono essere discriminati in base alla loro composizione familiare. Ecco, lo dicevi, state pensando a una manifestazione per sollevare ancora di più il tema? Certo, abbiamo già fatto tantissime manifestazioni a Padova e continuiamo a farli. Stiamo organizzando in settimana una manifestazione che a breve sarà data la notizia. Ecco, quindi nei prossimi giorni sapremo anche la data di questa manifestazione, che probabilmente avrà un respiro nazionale vista l'importanza di questa notizia. Io restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai e al suo ospite. Dunque, dalla politica sono state molteplici le reazioni dopo la decisione della Procura di Padova di impugnare gli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali, in primis quella del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Sono sereno e convinto delle scelte fatte. Dal 2017 trascrivo gli atti di nascita delle bambine e dei bambini, figli di 2 mamme. È un atto di responsabilità verso questi piccoli, perché non accetto il pensiero che ci siano bambini discriminati fin da subito e appena nascono nei loro fondamentali diritti. Le parole sono del sindaco di Padova, Sergio Giordani, subito dopo aver appreso la notizia della decisione della Procura di impugnare gli atti di nascita dei figli delle coppie formate da 2 mamme perché ritenuti illegittimi.
Il comune ha registrato i bimbi di coppie gay anche con il nome del secondo genitore, ovvero la mamma non biologica. Lo abbiamo sempre tempestivamente comunicato alla Procura di Padova dopo ogni atto, senza mai controdeduzioni, prosegue Giordani. C'è un grave vuoto legislativo che il Parlamento deve colmare. Sulla stessa linea di Giordani, l'assessora ai servizi demografici di Padova, Francesca Benciolini. In questo momento noi dobbiamo aspettare che le cose prendano il loro corso, che il Tribunale si esprima e magari questo potrà diventare l'occasione per sollecitare ancora una volta il Parlamento a legiferare su questo tema, perché è un tema presente su cui gli enti locali riscontrano ogni giorno una quotidianità che va avanti, un tema di diritti dei bambini e delle bambine, quindi il nostro ruolo in questo momento è continuare un advocacy anche insieme a tanti altri enti locali con cui ci siamo visti il 12 maggio a Torino, perché si prenda in mano il tema ma lo si tratti nella direzione dei diritti dei bambini e delle bambine che già esistono. La decisione della Procura di Padova è salita alla ribalta nazionale. Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta. Un forte abbraccio al sindaco di Padova e alle famiglie di quei 33 bambini, ha detto la Schlein. Ci fermiamo per un istante, Focus TG ritorna tra pochissimo. Bentrovati in diretta con Focus TG, ora andiamo a Bassano del Grappa per parlare del Tribunale della Pedemontana, perché il territorio si conferma compatto per la sua apertura, ma non tutti sono d'accordo, c'è anche chi rema contro. Tribunale della Pedemontana, un intero territorio compatto per vedere la sua realizzazione. Da Roma stanno arrivando notizie che fanno ben sperare, ma c'è una frangia di contrari, rappresentanti degli ordini, degli avvocati vicentini, padovani e trevigiani, che starebbero remando contro. Il consigliere bassanese Gianluca Pietrosante non ci sta. Sinceramente non capisco una parte, perché non tutti, degli ordini professionali, degli avvocati, insomma, siano contro in maniera, se vogliamo dire, proprio veemente contro la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Io dico solo che questa riapertura parte dal basso, quindi sinceramente non capisco anche da cittadino prima che da consigliere comunale tutta questa veemenza contro la possibile riapertura. Tra le motivazioni che avrebbero avanzato gli ordini degli avvocati ci sarebbe la mancanza di personale per il nuovo tribunale, ma anche qui Pietrosante interviene. Falso, perché insomma con i fondi del PNRR, questa è politica nazionale, il governo ora è incentivato ad assumere sempre più personale presso la pubblica amministrazione. Soltanto il Ministero della Giustizia ha indetto un bando di concorso per il reclutamento di personale di 20.000 persone. Pare che sia quasi una scusa il fatto che insomma vada a sottrarre l'eventuale apertura personale agli altri. C'è da chiedersi il perché di questa ostilità. Qualcuno vocifera che ci sia insomma una diaspora di un'eventuale clientela. C'è questo che gira. Non lo so, io spero che non siano questi i reali motivi, voglio dire, no? Anche perché, visto che c'è un ingolfamento da parte dei procedimenti civili e penali, la riapertura di Bassano andrebbe anche a vantaggio non solo dei cittadini, ma anche dei funzionari che lavorano e anche dei legali, voglio dire. Nei prossimi giorni gli avvocati bassanesi incontreranno la sindaca Pavan e i rappresentanti delle categorie per portare avanti tutti uniti questa campagna per la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Lei è ottimista? Vedo per la prima volta che pare che stiamo andando veramente sulla strada giusta. Ecco. Nordio verrà presto a Bassano proprio per assicurare questa sua volontà. E allora ci spostiamo di fronte a un altro tribunale, che è quello di Treviso, perché oggi c'era un'udienza per la vicenda di Casa Zero, legata quindi al super bonus 110%, dove si trovavano anche diverse persone che ritengono d'essere state truffate. Per noi c'è Daniela Sizia, che vedo già pronta. A te la linea, Daniela. Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo davanti al Tribunale di Treviso, dove oggi è iniziata la prima udienza del fallimento di Casa Zero. Qui lo vedete, ci sono una davvero piccola parte di truffati, lo vedete con i cartelloni che sono abbastanza chiari. Avvocato Bonotto, oggi qui c'è la prima udienza.
per ripercorrere un po' questa vicenda. Buongiorno a tutti, questa è l'udienza per l'ammissione al passivo dei crediti nella liquidazione giudiziale. Oggi non si parla più di fallimento, si parla di liquidazione giudiziale e quindi verranno insinuati i crediti delle persone che si sono imbattute su questo gruppo che sostanzialmente è inteso come Casa Zero, non è inteso come Gruppo Zero, perché poi si dipana in varie società nella Lombardia, nel Friuli, si dipana in società che si chiamano Consorzio Casa Zero, Gruppo Zero. Oggi si parla della liquidazione giudiziale di Gruppo. Ecco, cosa si arriverà ad oggi, al termine di questa udienza? Al termine di questa udienza ci saranno le ammissioni e poi il problema sarà vedere se c'è abbastanza provvista per risarcire i danni che hanno subito. Vogliamo ricordare danni di quanto? Perché sono danni... Ci sono 3 categorie di soggetti, persone che hanno sottoscritto un qualche contratto, perché generalmente la modulistica era sempre la stessa. Si parlava di Casa Zero con vari marchi, ma le partite IVA variavano, ma nessuno se ne rendeva conto. Ci sono alcuni che hanno avuto solo l'esibizione del cartello e non hanno mai visto neanche l'inizio di un solo lavoro. Qualcuno ha avuto l'installazione delle impalcature, altri hanno avuto i lavori lasciati a metà. E questa cosa è emersa tra l'estate del 2021 fino al dicembre del 2021, in cui la Guardia di Finanza ha capito, è stata indotta a capire che i contratti venivano firmati a centinaia e i lavori, la capacità di farli non c'era, e quindi tutti si sono affidati. Ma su questo sarebbe stato un semplice inadempimento. La cosa grave è che sulla base di attestazioni fasulle sono stati prelevati dai cassetti fiscali di tutte le persone l'intero importo dei lavori. Quindi qui si pone un grosso problema con le agenzie delle entrate, che potrebbe ritenere addirittura la collusione di queste persone con l'appaltatore, con chi, per fare, come si pensa bene del cittadino, un 50% per ciascuno. Ci sono stati casi di questo genere, ma in questa organizzazione una qualche idea di realizzare qualcosa c'era stata all'inizio. Poi ci sono fatti prendere la mano e hanno continuato a sottoscrivere contratti addirittura fino all'agosto del 22, quando le cose sono cominciate e la Procura ha ottenuto il sequestro di alcune somme. Oggi siete qui, che cosa chiedete? Ma principalmente chiediamo anche alla politica una salvaguardia con una sanatoria, perché avendo il cassetto fiscale pulito praticamente secondo i lavori che erano preventivati da fare, l'Agenzia delle Entrate ci viene a chiedere i soldi. E il problema anche è il fatto anche che, essendo sotto sequestro, non possiamo né accedere né a altri bonus né verso altre ditte, fare i lavori, completare. Quindi chi ha cominciato i lavori si trova dal 2 di agosto e i lavori fermi a metà o anche meno, senza finestre, cioè siamo nella disperazione assoluta. Da me hanno iniziato i lavori, ad agosto li hanno lasciati incompleti. Nel mio caso ho passato l'inverno senza riscaldamento, perché appunto a settembre avrebbero dovuto montare la parte termoidraulica, che purtroppo non è stata montata, e tuttora mi trovo in questa situazione e nessuno mi dice cosa posso o cosa non posso fare. Ci sono tutti questi rinvii ormai è dall'anno scorso che stiamo andando avanti. Chiedete tempi più stretti? Ecco, perché i termini vengono stretti un po', perché rimandare sempre e tenere in bilico tutta questa gente, perché non possiamo finire i lavori, non si possono accedere a altri bonus, perché ormai non esistono più. Gente che senza serramenti, senza riscaldamento, a cappotti che stanno cadendo. Perché lei si pensi che una persona molto benestante può abitare in un attico e può avere la possibilità, se ha avuto il tempo, di entrare al 110 o al massimo al 90. Chi ha una semplice unifamiliare, una catapecchia,
15.000 euro di reddito, mi dica lei come potrebbe, tanto sappiamo che il 110 non è tutto gratuito, come farebbe una persona che ha 15.000 euro? Allora, chi ha le unifamiliari si considera un cittadino di serie B perché sono le uniche che sono state, gli unici cittadini che sono stati colpiti, e questo secondo me, non so, ma potrebbe anche essere incostituzionale una scelta del genere. L'hanno fatta perché? Per difendere semplicemente i professionisti? Certo. Cioè, perché loro sicuramente, qualche professionista benestante potrebbe dichiarare 15.000 euro di reddito annuo. Insomma, l'avete sentita l'esasperazione comunque dei cittadini che ora rimangono qui nel tribunale. Se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniela Sizzia per questo bel reportage in diretta fuori dal Tribunale di Treviso. Ora parliamo delle degenerazioni del web, a volte anche drammatiche, come nel caso dell'incredibile incidente mortale che è stato provocato a Roma per una sfida tra youtuber. Il sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari, pensa ad inasprire le pene per chi istiga alla violenza. Inasprire le pene per chi istiga il compimento di atti o sfide pericolose per la salute propria e altrui è la proposta del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dopo i gravi fatti di Roma, dove un bimbo di 5 anni è rimasto vittima di un incidente stradale provocato da alcuni ragazzi che si stavano sfidando in una gara di auto lanciata attraverso i social. Il DDL per il contrasto delle baby gang proposto dalla Lega è già in discussione in Commissione Giustizia al Senato e prevede già nel suo testo sanzioni contro chi pubblica video dai contenuti violenti, ma il sottosegretario Ostellari pensa ad un'estensione dei provvedimenti. La Lega ha depositato un testo al Senato e oggi è in lavorazione presso la competente Commissione Giustizia. In questo testo, pensato originariamente solo per il fenomeno di contrasto alle baby gang, c'è una particolare disposizione che mira a contrastare quel fenomeno, purtroppo oggi troppo di moda, che è rappresentato da tutte quelle condotte volte alla ripresa degli atti di violenza compiuti magari da giovani o meno giovani e poi ripresi, diffusi attraverso l'uso dei social. Oggi si sta pensando di utilizzare, di riprendere questa stessa norma e ampliarla anche per coloro che giovani non sono più. Evidentemente questo serve ancora e soprattutto adesso. Queste dunque le parole del sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari, e adesso parliamo di lotta alla droga, alle fiamme gialle in azione a Vicenza, dove sono stati sequestrati quasi 3 kg di stupefacenti. C'è stato anche un arresto. Raffica di controlli delle fiamme gialle contro il traffico di droga. Guardia di Finanza in azione nelle stazioni, nei parcheggi, nei punti di ritrovo, nei caselli autostradali e vicino ai principali istituti scolastici. Controlli anche sul treno da Vicenza a Schio con il cane antidroga. Arrestato un albanese che vive a Vicenza. L'uomo, già arrestato nel 2007 con l'accusa di spaccio di stupefacenti, appena fermato dai finanzieri vicentini accanto alla sua abitazione, ha subito consegnato 2 grammi di cocaina. Il suo atteggiamento nervoso, però, ha fatto scattare la perquisizione domiciliare che ha consentito di ritrovare e sequestrare 2 kg e 3 etti di hashish e mezzo chilo di marijuana, oltre al materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e una bomboletta spray al peperoncino. I controlli delle fiamme gialle nella provincia di Vicenza proseguiranno per tutta l'estate. Voltiamo pagina e parliamo di sanità. 24 trapianti di rene nel 2022, già 12 quelli effettuati nel 2023 all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'azienda sanitaria ha ospitato l'appello alla donazione di Eddie Cescato, in dialisi da tempo, e l'evento da lui organizzato per raccogliere fondi per la nefrologia. Io sono in dialisi a Castelfranco, sono seguito dall'equipe del dottor Abate Russo, i meravigliosi collaboratori, da ormai 6-7 anni, e
la luce per me sarà sicuramente il trapianto. Una vita non facile, come dice lui, con alti e bassi. Eppure Eddie Cescato, in dialisi da alcuni anni, ha trovato la forza di organizzare una manifestazione anche divertente. Si terrà il 25 giugno sul Montello, a spasso per la salute, un percorso di quasi 2,5 km con partenza da Santa Maria della Vittoria. Consentirà di raccogliere fondi per la nefrologia di Treviso, evento che ha ottenuto il patrocinio del comune di Volpago del Montello. È importante che ognuno di noi decida cosa fare post mortem, nel senso che decidiamolo prima, così siamo sicuri che ognuno può contribuire ad aiutare il prossimo, insomma, ecco. Una scelta, quella di donare i propri organi, che è possibile fare anche al momento di emissione della carta di identità. Nel 2022 i pazienti in emodialisi all'ULSS 2 sono stati 247, 24 i trapianti di rene sempre nel 2022, 12 quelli già eseguiti nel 2023. Andiamo a incentivare un'unità operativa che sta lavorando molto bene, in particolare sulle donazioni e donazioni per i trapianti. Quest'anno noi vorremmo arrivare almeno a 40 trapianti tra donatore vivente e non vivente, perché credo che questo serva per dare una risposta a tante richieste che il centro trapianti regionale e nazionale ha, e grazie al contributo appunto del centro trapianti noi riusciamo a portare avanti questo importante risultato. Diamo un'occhiata anche alle testate online dei nostri quotidiani locali del Veneto, per darvi una notizia di cui avevamo già parlato ieri, vale a dire il giovane veneziano che è stato aggredito con una certa violenza da un gruppo di turisti sudamericani che l'avevano scambiato per un borseggiatore. Vedete il titolo del Corriere del Veneto, il giovane che era appena uscito dal negozio dal padre racconta come lo abbiano salvato i passanti e annuncia proprio le denunce per i suoi aggressori. Non li facciano partire, è l'appello che fa naturalmente alle autorità. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra poco. Bentrovati in diretta con Focus TG. Abbiamo parlato di incidenti stradali purtroppo e dell'allarme in questo senso che c'è sulle nostre strade, e da questo punto di vista a Cartigliano il comune punta alla sicurezza della provinciale Granella. Vediamo. Punta alla sicurezza il comune di Cartigliano, intervenendo su alcuni tratti della provinciale Granella, teatro negli ultimi mesi di alcuni incidenti stradali. Ed è così che l'amministrazione comunale è partita con gli interventi di messa in sicurezza da uno dei punti più pericolosi e sensibili del tratto, l'intersezione tra via Don Luigi Sturzo e via Po. Luogo in cui ci sono stati anche 2 incidenti. Il marciapiede che abbiamo visto prima proseguirà fino a qui, e qui, come vedete, abbiamo fatto l'attraversamento. Questa zona qua verrà completata con un semaforo intelligente con la spirale. Sicurezza attraverso l'uso della tecnologia, rendendo il tratto sicuro per automobilisti, ciclisti e pedoni. La tecnologia è quella spirale che appunto viene delimitata da un triangolo giallo in cui quando arrivano le macchine si fermano, sente la loro presenza e darà via libera. Interventi anche lungo via Po, completato infatti un marciapiede per pedoni e ciclisti, oltre che un attraversamento. Da martedì invece al via lavori per la segnaletica orizzontale. Da Cartigliano ci spostiamo a Marostica per parlare di altri lavori, perché il comune è impegnato per la realizzazione della nuova scuola montessoriana di Vallonara. Storica scuola elementare di Vallonara, bye bye, toccante il saluto che alunni, genitori e insegnanti hanno dato alla struttura, come vi abbiamo mostrato nei nostri TG. Ma niente paura, perché è in animo la costruzione del nuovissimo plesso della primaria montessoriana nella frazione di Marostica. La scuola Vallonara chiude di fatto per la poca natalità che abbiamo sul territorio, ma riaprirà con un grande progetto, quello del Montessori, che andrà ad abbracciare non soltanto il territorio comunale, ma anche tutte le famiglie che vorranno utilizzare questo nuovo servizio che metterà a disposizione l'amministrazione. Abbiamo completato il progetto esecutivo, stiamo partecipando a dei bandi per ottenere risorse per la demolizione e ricostruzione, e parteciperemo ancora, se non dovessero andare bene questi bandi, ad ulteriori bandi per ottenere risorse e realizzare questa scuola, perché è una volontà della mia amministrazione, era un nostro programma, un punto elettorale, e lo porteremo a termine.
Ora ci spostiamo al capoluogo di provincia, quindi a Vicenza, per parlare dell'ampliamento del depuratore del quartiere Casale, investimenti futuri per la realizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e di altri 11 comuni. Ci colleghiamo in diretta con Luisa Bertin che è con Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua, per illustrare il piano delle opere. Te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del presidente di Viacqua Giuseppe Castaman. Perché? Perché oggi è stato illustrato un progetto dell'ampliamento del depuratore di Casale, un progetto che riguarda la razionalizzazione e la riorganizzazione del sistema fognario e depurativo non solo di Vicenza ma anche dell'agglomerato urbano circostante, quindi di altri 11 comuni. Parliamo di tempistiche, costi e di cosa comporterà al risultato finale per i cittadini. Beh, questo sicuramente è un progetto molto importante della società. È uscito da qualche giorno il bando di gara, un primo stralcio, chiamiamolo così, sono 104 milioni, che riguarda Casale principalmente. Vuol dire andare a dismettere 6 impianti di depurazione che fanno parte, diciamo, di un sistema infrastrutturale fognario depurativo che coinvolge circa 200.000 abitanti. Quindi nella società Viacqua abbiamo nei 68 comuni più di 500.000 abitanti, quindi siamo all'incirca un 40% degli abitanti. Per fare che cosa? Sicuramente dopo tanti anni questi impianti di depurazione, sebbene diciamo rispettino i parametri, hanno bisogno di una modernizzazione. Come tutte le cose diventano vecchie. E questo è un investimento quindi anche di natura tecnologica per una migliore efficienza depurativa, chiudere piccoli impianti, centralizzare, migliorare la depurazione e anche ridurre anche i fanghi, perché all'interno di questo progetto ci sono delle linee di essiccazione che permetteranno di ridurre quella montagna di fanghi, circa 20.000 tonnellate all'anno, a circa 7.000 tonnellate, per ottenere ovviamente un benessere ambientale un po' per tutti. Questo penso che sia il guadagno. Qualcuno dirà è un guadagno immateriale, no, l'ambiente è di tutti, quindi non è un guadagno immateriale, ci guadagniamo tutti. Andando proprio a sintetizzare all'osso, potremmo anche dire fiumi più puliti e stop agli odori a Sant'Agostino. Beh, sicuramente alla fine di questo percorso, che durerà un po' di anni, ci sarà la dismissione di Sant'Agostino, sarà creata solamente una centrale di sollevamento, saranno serviti ovviamente alla chiusura di questi impianti di depurazione. E poi vorrei dire che sicuramente tutto questo porterà anche a un miglioramento del sistema depurativo, del sistema fognario. Certo, oggi, tengo a dire, si rispettano le norme, però ovviamente questo vuol dire anche fare economie di scala anche nella gestione. E questa, siccome è una società pubblica e vive delle bollette dei cittadini, anche questo penso che sia un vantaggio sapere che un servizio, se viene pagato, sia un servizio efficiente. Ecco, quindi la razionalizzazione. Io ringrazio il presidente di Viacqua e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, al suo ospite da Vicenza. Noi ci spostiamo di poco, continuiamo a parlare di lavori pubblici perché sono iniziati anche quelli sul Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. Il Ponte Vecchio si rimette a nuovo. Sono iniziati i lavori di restyling e manutenzione ordinaria che saranno divisi in 3 fasi. Per una settimana, questa, meteo permettendo, si lavorerà al restauro delle balaustre, dei fronti sud e nord, colonnine e poggioli compresi. Sono le maggiormente esposte agli agenti atmosferici, per cui richiedono un costante intervento di pulitura soprattutto e di lucidatura con una patinatura che verrà eseguita nei giorni successivi. Ecco, quanto dureranno grosso modo questi lavori di manutenzione e pulitura? Noi auspichiamo di finire in una settimana, ma forse qualche giorno in più ci vorrà, insomma, questa è la nostra intenzione. È un materiale che è molto soggetto alla termodilatazione, agli agenti atmosferici, il vento, l'aria che qua sul ponte spira in maniera consistente e
purtroppo notiamo anche noi che ci sono queste fessurazioni continue, questi movimenti del legno che però sono tipici della materia. Le altre 2 fasi si dipaneranno tra luglio e settembre, con la manutenzione dei rostri sul fiume e la stesura del protettivo per il pavimento. Però speriamo che la gente, i turisti, non alzino gli occhi al cielo, perché ci sono tante di quelle ragnatere che fanno schifo. Speriamo siano pulite il più presto e speriamo che i lavori continuino per non dover rattoppare troppo e dare la possibilità ai turisti di vedere delle crepe, delle ragnatere, della vernice scrostata, che non fa certo onore a un ponte come questo. Pulizia della copertura che verrà realizzata entro settembre, fanno sapere dal Comune. Nel frattempo, dunque, non resta che guardare avanti. Molto meglio così che così. E noi continuiamo a guardare anche le testate online dei quotidiani del Veneto. Guardate questa notizia che viene data dalla Nuova di Venezia. Febbre da bulli, studentessa veneta soffre di fobia scolastica. La diagnosi di una neuropsichiatra per una 13enne che vive in provincia di Venezia. Viene definita questa una paura patologica e ingestibile. Questa ragazzina si sveglia ogni mattina con la febbre altissima che raggiunge anche i 40 gradi e non riesce ad andare a scuola da 2 anni. I bulli attaccano non solamente i compagni di classe o addirittura gli insegnanti, ma anche a volte gli autisti dei mezzi pubblici, come è accaduto nel Trevigiano. L'episodio, reso noto soltanto ieri, in realtà risale al 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, corriera speciale che porta verso il mare. Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo quando a Castelfranco sale un gruppo di ragazzini di etnia marocchina. Esordiscono con musica a tutto volume fino a rendere il viaggio degli altri passeggeri sempre più molesto, finché l'autista, una donna di 47 anni, da diversi anni in servizio per l'azienda di trasporto pubblico MOM, non si ferma per farli smettere. Riparte il viaggio all'altezza di Caposile. Il gruppetto, dopo aver ripetutamente offeso la donna, aziona il dispositivo che regola l'apertura delle porte di sicurezza. Hanno fatto i bulli, lei è stata brava perché li ha gestiti bene, prima richiamandoli, no? E poi loro sono scesi a Jesolo. Questo era un articolato, quello lungo 18 metri, ci sono dei dispositivi che si possono aprire le porte in caso di sinistro. Erano quasi arrivati alla fermata, loro l'hanno aperta e sono usciti. Esiste un percorso di formazione per gli autisti. Chi guida un mezzo è preparato a gestire situazioni di questo tipo. L'autista ha anche informato le forze dell'ordine. Se fosse stato qualcuno con testa calda probabilmente succedeva qualcosa. Questa è una autista che ha gestito bene la situazione e li ha portati dove doveva portarli, senza creare pericolo anche per gli altri. Quello delle baby gang è sicuramente un fenomeno in aumento, conferma Colladon, ma sono presenti in tutti gli ambienti, certo non soltanto sui mezzi pubblici. Sicuramente è un disturbo come può succedere magari in altre situazioni, ma se un bravo autista come quella che era incaricata quel giorno l'ha gestito nel modo giusto. Era una donna e quindi questi qua ne hanno approfittato. Però lei è stata più intelligente di loro. E ora cambiamo argomento e parliamo di Fata Festival, il festival dedicato ai 4 elementi. Terzo appuntamento alla scoperta dell'elemento acqua a Casale sul Sile, con il supporto dell'Associazione Universo Outdoor e la Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Abbiamo immaginato questo festival che celebra tutti gli elementi, quindi l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, per valorizzare quello che è il territorio, quindi unire una valorizzazione turistica ma anche una profonda conoscenza, cioè implementare la conoscenza del territorio. Conoscenza del territorio attraverso lo sport e il gioco, ma anche con l'aiuto di guide, come è accaduto per l'evento dedicato all'elemento terra, in cui un esperto ha guidato i gruppi partecipanti alla scoperta dei sentieri lungo il Sile.
Per scoprire l'elemento acqua ci è sembrato la cosa più logica invitare chi meglio lo conosce, quindi da un lato la FISA, che è la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e dall'altro l'Universo Outdoor, che ci dà una mano con questa disciplina un po' particolare che è lo stand-up paddle. Sono 3-4 anni che facciamo questa attività sportiva qua sul Sile, non solo il Sile, ma facciamo prettamente, visto che siamo della zona, e quindi portiamo le persone a provare non solo uno sport che è a tutti gli effetti uno sport, ma anche l'emozione di vivere il territorio da un punto di vista differente, quindi sul Sile che abbiamo la fortuna di avere molto vicino. Uno sport a tutti gli effetti, il SUP. La stazione è retta e il coinvolgimento del 90% dei muscoli del corpo lo rende a tutti gli effetti non solo uno sport completo ma anche terapeutico per chi soffre di problematiche alla schiena. Un modo per tenersi in forma e conoscere il territorio in modo sostenibile. Presente anche la Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Sono cani che vengono addestrati a fare questa attività come gioco. Quindi loro giocano a salvare le vite, perché per loro è un gioco, cioè fin da piccoli o da quando arrivano all'interno della nostra scuola vengono abituati a giocare con questi attrezzi, quindi non giocheranno più con la pallina, come può essere appunto la pallina, il frisbee, giocano, imparano a giocare con la fettuccia, con la cima, tutto ciò che riguarda le imbarcazioni, i mezzi che usiamo per il salvataggio. Un grande debutto per il Fata Festival, prossimo appuntamento dedicato alla scoperta dell'elemento aria. I prossimi appuntamenti sono il 12 luglio con l'elemento aria. Ci ritroveremo ai campi da rugby di Casale, dove sotto la guida di un astronomo potremo osservare le stelle con telescopi amatoriali e però con la spiegazione di chi ci può dire cosa stiamo vedendo. Ultimo appuntamento dedicato al fuoco il 2 settembre. Andiamo ancora a vedere cosa scrivono i quotidiani, questa volta quelli nazionali, in particolare La Repubblica, che riferisce di un'inchiesta del New York Times, parliamo naturalmente della guerra in Ucraina, e il New York Times ha realizzato un'inchiesta sulle società, su alcune società private americane che si sono fatte pagare a caro prezzo per la manutenzione dei mezzi militari che vengono inviati al fronte. Rottami invece che armi lo scandalo delle forniture militari all'Ucraina, il titolo: donati a Kiev mezzi inutilizzabili e con costi altissimi per la manutenzione. Scrive La Repubblica, citando il New York Times, che il caso, uno dei casi più clamorosi, sono 13 cannoni mobili prelevati da magazzini italiani e trasferiti al fronte solo per scoprire che erano ferri vecchi. Noi torniamo in Veneto, andiamo a Belluno adesso, perché tanti protagonisti del quotidiano si sono trovati assieme per parlare del futuro della montagna. A riunirli Legacoop del Veneto. In una montagna in cui da molti anni si parla di spopolamento, occorrono soluzioni e risposte concrete che diano un futuro a chi nelle terre alte decide di continuare a vivere. Su questi temi si sono confrontati gli attori della vita in questi territori grazie ad un'iniziativa della Lega Cooperative del Veneto. I problemi principali sono lo spopolamento, che si porta dietro tantissimi altri problemi. La mancanza di servizi, è figlia dello spopolamento o è madre, insomma potremmo discuterne. La collaborazione dal nostro punto di vista tra istituzioni, terzo settore, imprese, cittadini è la risposta possibile a questo tipo di problema. Problemi che possono sembrare piccoli, ma dalla cui concreta soluzione può dipendere la sopravvivenza di una comunità. Ecco l'esempio di due belle storie a lieto fine. Esempio, a Zoppè di Cadore, che è il più piccolo comune della provincia di Belluno, si era posto un problema. L'unico alimentare aveva chiuso. La soluzione, la cooperazione l'ha individuata con quei cittadini, si è costituita una cooperativa di consumo dove i cittadini sono i protagonisti e abbiamo riaperto quelle alimentari. Questo è un esempio classico. In Cadore avevamo un problema diverso che riguardava servizi, in particolare il verde boschivo ma anche altri, e la possibilità di sviluppare occupazione. Lì è nata una cooperativa sociale che fa inserimento lavorativo, che dà lavoro a più di 150 persone. Questo è quello che noi abbiamo l'ambizione di saper fare. Con questo servizio da Belluno sul futuro della nostra montagna si conclude questa edizione di Focus TG. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dal telegiornale di Bassano alle 18:50, a seguire quello di Vicenza. Grazie nuovamente per averci seguito e arrivederci.